Sono qui con Nicola Fedrigoni, produttore di K+, Finché c'è cinema c'è speranza è il titolo di questo panel. Francesca, prendi posto. Bene, Nicola, bentornato. L'anno scorso ci siamo visti qui, avevi fatto un panel di presentazione delle novità di K+, facciamo un anno di bilancio. Eh sì, siamo qua proprio per quello, perché in realtà volevamo far vedere che comunque le promesse presentate l'anno scorso sono state mantenute e anzi abbiamo ottenuto anche ottimi risultati e c'è anche qualcosa in più che abbiamo realizzato e portato a termine. E adesso farò una piccola presentazione di slide raccontandovi nuovamente chi siamo in generale. Noi siamo una casa di produzione indipendente di cinema, cortometraggi e documentari con sede a Verona e cerchiamo di portare avanti una creazione, una crescita generale regionale, perché comunque ci siamo concentrati sulle opere prime di registi veneti proprio per poterli portare a una fascia di rilievo nel panorama nazionale ed internazionale del cinema. Siamo come degli start-upper, quindi un hub di sviluppo per progetti di un certo spessore. Ovviamente abbiamo una nostra linea editoriale, cerchiamo progetti che abbiano una certa leggerezza, che però trattino comunque temi importanti e anche quotidiani, come tanti quelli che abbiamo fatto, Finché c'è speranza, Simone Solo da Vivi, ognuno aveva un tema importante, ma anche documentari come Disco Ruin, che ha raccontato la storia delle discoteche, quindi di cosa è stato un periodo della nostra vita. La linea editoriale quindi parla di leggerezza principalmente e cerchiamo di fare diversi generi, il più possibile omogenei, ma sempre con questo fil rouge che ci accomuna. Noi nasciamo, come racconto sempre, dal service, quindi facciamo il production service per le produzioni internazionali che arrivano non solo sul territorio veneto ma in tutta Italia. Abbiamo seguito tanti progetti e ultimamente, adesso l'anno scorso anche Gucci, anche Napoleone, sempre di Ridley Scott, e quest'anno abbiamo avuto tanto lavoro con la Disney e adesso stiamo facendo il service per un film Netflix a Trieste, quindi accompagniamo le produzioni sul territorio e diciamo che quello rimane il nostro core business, seppur ci limitiamo alle location, perché vogliamo offrire un servizio sulle location perché ci piace creare attinenza col territorio. Per questo io sono anche rappresentante APE per le Film Commission nazionali, proprio per riuscire ad accompagnarle anche all'accoglienza e allo sviluppo dei progetti internazionali. Questa cosa rimarrà per sempre nel nostro animo e spirito principale, perché comunque anche nei nostri film cerchiamo quell'impatto sul territorio sempre molto importante per noi e dare una giusta visibilità al territorio. Tra l'altro interessante questo tuo excursus, perché abbiamo avuto Bonsembiante qualche giorno fa, stamattina Nicola Rosada, a Bonsembiante ho chiesto: non ti è mai venuta voglia di fare la produzione esecutiva? Lui ha detto: no, guarda, per me mi devo innamorare di un progetto, eccetera eccetera. A Rosada ho fatto la domanda opposta e ho detto: a me piacerebbe, poi non lo sta ancora facendo, lo dice da un po', prima o poi lo farà. E tu invece, come dire, mixi queste due anime, no? del fare avere un ruolo, diciamo, più di carattere organizzativo e uno più di carattere creativo, che è la vera e propria produzione. Voi siete al terzo lungometraggio, peraltro qui nella giornata degli autori Acque Anice. Esatto, infatti volevo arrivarci alla fine, Pardon, perché scusami, no, non ti preoccupare. È un traguardo importante perché comunque per un'opera prima oggi riuscire ad arrivare a un festival importante come la Mostra del Cinema di Venezia è veramente complicato. Riuscirci ad arrivare anche con un film che ha avuto pochi sostegni e un piccolo budget è stato proprio il significato di metterci proprio la passione. In più, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo voluto proprio usare solo e esclusivamente la nostra squadra interna, quindi tutti i ragazzi di Verona e veneti che sono andati a costruire e creare questo film.
e la soddisfazione di presentarlo a Venezia è immensa, quindi siamo molto orgogliosi, un po' stanchi ma molto orgogliosi. E sì, è ovvio che la nostra, come dicevi tu, Bonsembiante e Rosada rappresentano le due anime di due territori e due capacità professionali molto importanti e che sicuramente sono da perseguire e devono portare avanti la loro missione. Però la fusione delle idee e riuscire a trovare il connubio fra le due operazioni funziona. Ne parlavo anche con Rai Cinema qualche tempo fa e loro erano stupefatti che ci fosse un produttore esecutivo che facesse anche il produttore. E io ho detto guarda che invece è fondamentale, perché se sono i miei soldi o i soldi dei miei investitori, quelli che fanno, noi raccogliamo un private equity molto importante anche con Michele Zanella che è qua fra di noi, ma la cosa importante è riuscire a dare lo stesso valore, perché farlo dall'interno e saper gestire quei valori ti permette intanto trasparenza, onestà e a quel punto arriva anche la qualità. Ci ha portato anche fino a Venezia. E vabbè, la nostra squadra, non la nomino tutta, ma si è accresciuta nonostante la pandemia di più figure e quindi siamo cresciuti anche nell'organico interno e ci terrei a far vedere la nostra nuova sigla, se possiamo far partire. Ecco, questa era la nostra nuova sigla che abbiamo chiesto di svilupparla a un artista italiano molto bravo per far vedere anche uno stimolo della crescita. Sono riportati nella sigla i nostri valori principali che sono la passione, l'amore per il sogno e l'idea di portare avanti l'idea del cinema sul nostro territorio, il nostro territorio stesso e poi è raccontato in questa animazione, oserei dire un po' alla Fandango, ma forse più bella. Non è Toccafondo? O sì? È Toccafondo? No. Ah, ok. Fandango è Toccafondo. Sì, no, questo è un altro. E come dicevo, i progetti dell'anno scorso, che avevamo presentato qui l'anno scorso, li abbiamo portati a termine. Ce ne sono state di aggiunte e vorrei partire dal primo che è uscito in assoluto, che è stato il film documentario realizzato insieme a Rai Documentari sulla vita di Gilles Villeneuve, nel documentario L'Aviatore, con la voce di Ivano Marescotti, e abbiamo usato un regista bolognese che è Gian Giacomo De Stefano, con cui avevamo già avuto un'esperienza produttiva con Disco Ruin, e devo dire che nell'approcciare anche il mondo del documentario abbiamo visto che era possibile portare un film in prima serata su Rai 2 e riuscire a fare più di 1 milione di spettatori in televisione con un documentario, cosa che è molto rara, infatti abbiamo anche conquistato quell'aspetto e ci terrei a farvi vedere il breve promo di Rai che ha fatto Rai per noi. Aveva talento. In Villeneuve c'era poesia che in altri campioni io non ho visto. E un grande coraggio. Tu hai paura qualche volta? Un rischio calcolato? Protagonista di un duello rimasto nella storia. Si toccano, Villeneuve resiste. Avevamo le ruote incastrate. Chiedeva alla macchina 100% ogni giro. È stato il più bello spettacolo della mia domenica. A 40 anni dalla sua scomparsa, una proposta Rai Documentari per raccontare una leggenda della Formula 1. Era un paese che palpitava per lui. Aveva fatto credere che lui fosse immortale. Gilles Villeneuve, L'Aviatore, martedì 10 maggio, 21:20, Rai 2. E così abbiamo aperto questo anno con questa uscita per noi molto importante, perché ci ha permesso di entrare in un meccanismo che per noi era un po' distante, che era la ricerca degli archivi, entrare dentro le teche Rai, entrare dentro Raicom, dentro una contrattualistica e un'amministrazione completamente diversa da un regolare processo di un film di finzione, e per noi è stato un ottimo spunto di crescita e abbiamo appunto anche cresciuto delle persone all'interno dell'organico che diventassero competenti e capissero almeno i meccanismi anche solo fiscali, legali, di realizzare un documentario di questo tipo. Poi avere a che fare con Rai ovviamente diventa un elefante
complicato e quindi sapersi destreggiare non è da poco. E devo dire che noi veneti in questo siamo bravissimi, perché riusciamo, nonostante qualche arrabbiatura, però sappiamo trovare la strada giusta per venirne fuori, e ti assicuro che tra diritti di Formula 1, RAI, archivi privati ne siamo usciti. Io ero a Bologna alla presentazione al Biografilm e mi ricordo che dicevano che non era stata coinvolta la famiglia per qualche motivo. Sì, la famiglia, abbiamo aperto una trattativa con la famiglia che è durata 3 mesi, con i loro legali inglesi, che poi hanno fatto un gioco a rialzo con Sky, che sta producendo invece la serie tra Villeneuve e Pironi, della sfida fra questi due. E lì insomma siamo stati presi, però nonostante questo abbiamo trovato i cavilli legali per cui ne potevamo uscire fuori raccontando un personaggio per l'uomo che era e non solo per la famiglia o le avventure che ha vissuto, e questo è stato molto importante. Devo dire che iniziare l'anno così è stato un grande stimolo. Altro stimolo è stato portare il nostro cortometraggio, che è stato girato interamente a Verona, anche con il vostro supporto molto importante, che abbiamo girato durante la pandemia con 2 attori meravigliosi che sono Paolo Cioni, che è in tutti i nostri film, e Sara Ciocca, che è una bambina straordinaria che ha fatto tutti i più grandi film che adesso vedete in Italia. E Dove finiscono i mandarini? Regista Valentina Zanella, veronese, e già nella compagine di K+, ed è già colei che seleziona la parte editoriale di tutti i progetti e tutte le parti creative, e si è cimentata in questo cortometraggio della pandemia con un tema molto delicato che è la perdita di un genitore per un bambino. Siamo stati per questo selezionati quest'anno al Gifoni e adesso siamo in distribuzione con vari Colored e siamo appena approdati sulla piattaforma WeShot, quindi anche in questo, anche in un cortometraggio, riusciamo a esserci messi in gioco al punto tale da poter ottenere dei validi risultati anche a livello internazionale. Questo per noi è molto importante. Poi l'altro giorno è arrivato anche da Taiwan un premio che non siamo andati a ritirare. Però. E anche di questo vorrei farvi vedere un piccolo trailer, così vi rendete conto anche del nostro lavoro. Mamma, Dimmi. ma dove finiscono i cattivi pensieri quando se ne vanno? Con le bucce dei mandarini. È stata una giornata bellissima. Anzi, perfetta. Perché finalmente vince l'amore. Dormi, Sara. Dormi. Tra l'altro la ragazza è protagonista anche di Natale all'improvviso, di Patierno, girato a San Vito di Cadore col sostegno della regione, della Film Commission. Eh sì, Sara Ciocca è incredibile, ha fatto anche I Fratelli di Innocenzo, quindi è richiestissima da tutti. E devo dire che poi in questo, come il cortometraggio, noi arriviamo anche da tante esperienze di videoclip musicali e abbiamo usato il cortometraggio come anche motivo di sperimentazione per la fotografia, per sperimentare e testare alcune ottiche particolari. Infatti si vede quel formato che adesso è andato anche un po' di moda del 4/3, anamorfico, quindi con delle distorsioni dell'immagine molto particolari pur mantenendo la qualità. Quindi è uno strumento, il cortometraggio, che deve guardare anche a questi aspetti di sperimentazione e di formazione, io credo. E come dicevi bene tu prima, abbiamo prodotto anche il film Acque Anice, quindi un'ennesima produzione di lungometraggio con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi,
che sono qui in questi giorni a presentare il film, che sarà domani in sala, alla Sala Perla alle ore 11, ricordiamolo per chi ha l'accredito. E Stefania Sandelli, non possiamo aggiungere altro. Purtroppo vi farei volentieri vedere il trailer, ma ho l'embargo stampa perché viene dato adesso ai giornalisti per la prima volta, però ci tenevo a fare una cosa un po' diversa dal solito, vi faccio vedere di nascosto il backstage. I giorni più felici li ho regalati a te. Si spengono le luci, ma io ti voglio un'altra notte. E non mi importa niente, l'estate vola via. Non voglio innamorarmi più. L'amore non esiste, non esiste, l'amore non esiste. Musica? A me piace giocare a 3-7. Le mie amiche mi fanno arrabbiare. Ma tu già lo sai che sono solo gelose. Però giuro che sabato sera quella balera ci invidierà. Siamo come il giorno e la notte, ma quando mi guardi è la felicità. Ogni tanto la luna ed il sole si incontrano insieme nello stesso cielo. Quello è il momento più bello ed è proprio quando rivedo il mio amore. Ogni volta d'inverno, d'estate, le tue serenate mi scaldano il cuore. Tu sei la luna di giorno, io il sole di notte, mi piaci così. Ogni tanto la luna ed il sole si incontrano insieme nello stesso cielo. Quello è il momento più bello ed è proprio quando rivedo il mio amore. Ogni volta d'inverno, d'estate, le tue serenate mi scaldano il cuore. Tu sei la luna, io il sole e mi piaci così. Tu sei la luna di giorno, io il sole di notte, mi piaci così. È ovvio che a noi racconta tantissimo. La cosa che mi piace dire e voglio dire, perché è sempre giusto, è che c'è stato un momento ovviamente di fatica e di difficoltà l'anno scorso nel riuscire a costruire anche la produzione di questo film, per cui a un certo punto mi sono trovato costretto ad andare dal regista e dirgli: guarda, o lo riusciamo a fare così o lo dobbiamo rimandare di un anno.
Il regista, devo dire, Corrado Ceron di Vicenza, che l'ha scritto insieme a Federico Fava di Vicenza, con la collaborazione di Valentina Zanella, che gli ha dato una mano nell'aggiustamento della sceneggiatura, di Verona, quindi siamo sempre nel nostro territorio, la terza opera prima, e devo dire che lui è stato molto coraggioso nel assecondarmi, nel contenere i costi di produzione il più possibile e di accettare delle imposizioni importanti, perché gli abbiamo ovviamente imposto il direttore della fotografia, che è il nostro direttore della fotografia Massimo Moschin, interno della nostra società, la nostra squadra di produzione, obbligandolo a gestirsela e a dirigerla, e devo dire anche tutto il materiale tecnico che noi abbiamo nel nostro magazzino, che abbiamo accresciuto anche in occasione di questo film, però avendo il materiale in casa, addirittura abbiamo i costumi in casa, i costumi di scena, abbiamo anche i mezzi tecnici, la nostra è diventata proprio una piccola produzione da studios indipendente che si muove e va dove serve per girare il film. Ripeto, questa è l'opera terza del nostro regista veneto, del nostro percorso sui registi veneti, e all'opera terza riuscire ad arrivare, cioè all'opera prima di un terzo regista, riuscire ad arrivare a Venezia è una grandissima conquista. Devo dire che siamo molto orgogliosi e dovremo uscire in sala nuovamente con Fandango a fine mese. Adesso siamo ancora in ballo tra il 29 settembre e il 7 di ottobre, quindi ci sono ottime aspettative. Non da ultimo ci siamo permessi, visto che avevamo ancora un po' di tempo, di prendere una produzione di Sky Original dedicata al mondo delle composizioni musicali, quindi ad entrarci in un mondo che dopo Disco Ruin ci aveva appassionato, che era proprio ricordare tutti i grandi maestri che hanno fatto grande la musica per il cinema, con questa opera Sound Gigante, che, lo possiamo dire, è stato anche preso a Visioni del Mondo. Il prossimo 17 settembre saremo presentati come con la prima puntata, sono 4 puntate, sempre girate da Gian Giacomo De Stefano, con la voce di Alessio Bertallotto, che adesso è diventato nuovamente speaker di Radio Capital. Quindi anche questa è una produzione Sky Original che vedremo probabilmente l'anno prossimo sui loro canali. Ma veniamo alle famose parti invece di sviluppo, perché abbiamo anche continuato a sviluppare nuovi progetti, proprio guardando in avanti, a proseguire il percorso fatto con i nostri investitori, con i nostri sponsor e con il nostro percorso personale. Noi abbiamo acquisito i libri di Atti Osceni in luogo privato di Marco Missiroli, stiamo scrivendo la sceneggiatura con Chiara Barzini e Adriano Valerio sarà anche il regista. Questa produzione è attualmente una coproduzione collegata a Indiana e dovrebbe essere fatta tra Milano e Parigi. Di questo vi aggiornerò quanto prima, è una novità, la sceneggiatura sta arrivando in queste settimane. Invece abbiamo conquistato un grande autore musicale come Zucchero, che ci ha affidato il documentario sulla sua vita, dopo tante discussioni e tante proposte che gli sono arrivate, ha scelto noi per affidare la realizzazione di questo documentario. Infatti stiamo seguendo il tour mondiale che sta facendo in questi giorni. Abbiamo girato all'Arena di Verona tutta la parte del concerto, 14 date, e quindi raccontiamo l'uomo che sta dietro quel cappello, infatti si chiamerà Hat on Sugar, perché lui è solito appendere il cappello quando si sente a casa, o togliersi il cappello quando si sente a casa, e lo fa praticamente solo in arena, che si toglie il cappello e lo appoggia al microfono finito il concerto. E questo è un bel gesto che lui fa, un affetto che lui ha per la nostra città, e per questo motivo probabilmente ci ha anche scelti fra tanti produttori. Stiamo girando adesso, probabilmente ci ripresenteremo per Venezia dell'anno prossimo con questo progetto. E come tu sai avevamo comprato anche i libri di Matteo Bussola, autore di Verona, che ha scritto L'invenzione di noi due, e abbiamo sviluppato sempre con Federico Fava, Matteo Bussola e Valentina Zanella la sceneggiatura, che ha conquistato Ambro Angiolini, e adesso anche Lino Guanciale, che quindi sono 2 attori confermati,
e abbiamo fatto una piccola variazione confronto all'ipotesi precedente, lo posso annunciare oggi, affideremo per la prima volta un'opera seconda a Corrado Ceron, visto che dopo Venezia si merita una seconda occasione. Invece Valentina Zanella sta costruendo la sua prima regia da questo libro di Alessia Gazzola, autrice siciliana che però anche lei ha scelto Verona come sua casa, con Non è la fine del mondo, che è una commedia romantica alla Nora Ephron e molto delicata, che andremo a girare però a Roma per andare a raccontare com'è il mondo del cinema a Roma, visto dai nostri occhi però questa volta, e quindi potremo toglierci qualche sassolino, come si suol dire. E rovinarti la piazza per sempre. Ma tu sai che io sono un produttore atipico, io vado dritto per la mia strada, dico quello che penso a tutti e non mi sono mai fatto problemi, però sì, mi divertirò a raccontare quello che ho subito in tanti anni di presentazioni, o cercare di trovare una mia strada anche con loro. Anche qui Carlotta Antonelli, con cui stiamo dialogando, e Matteo Martari, che è un veronese, ricordo che anche lui è un attore di grande prestigio. Ci aspettiamo di girarlo anche questo l'anno prossimo. Cercheremo di riuscirci. Abbiamo ancora nel cassetto, ma stiamo sviluppando il progetto horror da girare qui a Venezia, che è questo scritto dalla Paola Barbato, che è un'altra autrice veronese di libri thriller, che lavora spesso con Sollima, quindi lavora dietro le quinte nella scrittura di Sollima, che arriva da Dylan Dog, e in qua abbiamo scelto in realtà un regista sempre all'opera prima, però italo-giapponese, proprio perché crediamo che il tema valga la pena trattarlo con un italo-giapponese. E questo è quanto? Direi che è abbastanza. Grazie Nicola. Prima di chiudere chiamerei l'assessore alla cultura della regione, Cristiano Corazzari, che è in sala per un saluto e tirare qualche somma. Grazie. Ciao. Beh, insomma, io ci tenevo a passare per portare un saluto ufficiale, istituzionale naturalmente, e un benvenuto qua nello spazio della nostra regione. È bello poter scorrere questa carrellata di iniziative, di produzioni, vedere che c'è un dinamismo che cresce, che guarda con fiducia al futuro, che sa inserirsi nei contesti competitivi di questo mondo, e lo sai bene quanto sia complesso, e noi come regione cerchiamo di fare la nostra parte con tutti i limiti del caso, ma anche con una grande determinazione. Abbiamo voluto investire in una film commission perché è giusto che chi lavora in questo mondo abbia dei punti di riferimento. Abbiamo voluto investire in un fondo sul cinema che impegni i fondi strutturali europei anche nelle imprese del cinema. Perché? Perché sappiamo bene quanto importante sia e come rappresenti per noi come Veneto un'opportunità di crescita, di occupazione, di formazione di professionalità nuove. Abbiamo dei progetti puntuali anche sulla formazione di professionalità legate al mondo del cinema, delle nuove tecnologie, della realtà aumentata, e vogliamo che il Veneto divenga una terra dove ci siano tutte quelle condizioni ottimali affinché qui si possano realizzare grandi produzioni, si possano realizzare le situazioni che a voi servono per lavorare, e che sia un territorio attrattivo, una regione attrattiva, una comunità attrattiva per questo tipo di produzione. Sappiamo anche quanto sia il valore del cinema, di tutto l'audiovisivo in termini di promozione della nostra bellezza, che non è mai promossa abbastanza, una bellezza di una regione. Sicuramente tu come veronese conosci bene la realtà del Veneto occidentale, di Verona, che ha già una sua dimensione europea legata anche a un contesto internazionale, ma tutto il Veneto, anche il Veneto della provincia, il Veneto dei piccoli comuni, dei piccoli borghi, ha delle storie e dei paesaggi e delle bellezze uniche da raccontare. Ecco, questo è il nostro impegno, che va non solo sull'aspetto
materiale, ma soprattutto sull'aspetto umano della ricchezza della comunità dei nostri veneti in termini professionali, in termini umani, in termini sociali, e pensiamo che qui ci sia quell'humus tale da poter essere terreno fertile per il cinema. State dando un bel esempio anche in questa direzione e quindi non posso che complimentarmi, congratularmi con l'impegno di fare buone cose insieme. Grazie mille, e per noi è molto importante. Grazie Assessore. Allora, grazie a tutti per essere venuti, forse abbiamo tempo per un brindisi.